Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano. Allora, faccio sto sistemare alcune cose, ho fatto un po' di operazioni, alla fine è tutto come prima, ha cambiato solo qualche giocatore del draft che è passato in altre squadre, ma ragazzi, come potete vedere, Sir Charles Barkley, matricola. È arrivato alla corte dei Phoenix Suns, ragazzi, per creare la dinastia. Ho dovuto dar via chiaramente Chambers, delle scelte al draft, un po' di casini, ho guardato anche un po' delle guide per cercare di arrivare al dunque. Ce l'ho fatta, diciamo che la squadra forse è meno lunga rispetto all'anno scorso, però abbiamo Sir Charles, quindi so cazzi per tutti. Adesso bisogna puntare all'anello, ovviamente. E Sprewell è rimasto, cioè ce l'abbiamo comunque, perfetto, quindi comunque questa è una bella riserva che diventerà forte. E il resto è questa squadra con Dumas che è aumentato, Longley che è 73, anche lui è aumentato. E così insomma andiamo a vedere allora avevamo i Sonics con Camp e Payton. Reggie Miller che si è subito rotto, è incredibile, un problema alla spalla, però Reggie sarà veramente una bomba per i Timberwolves che ha fatto la nostra prima partita anche. Poi abbiamo i soliti Portland con Drexler, i Golden State con Team Holloway. No, scusa, madonna, cosa paura, ma che cazzo è Jordan è andato aiutano, che crede? Ok, qua niente da sottolineare. Chambers a Milwaukee perché Barkley era finito a Milwaukee con il draft che ho dovuto rifare perché sono riuscito a mettere comunque adesso praticamente nelle matricole guardo in base e proprio vado su Wikipedia, guardo tutte le All-Star e gli Hall of Fame e quelli che non ci sono li aggiungo io, però devi aggiungere il giocatore di prima crearlo, cioè con l'INA e poi lo puoi inserire nel draft. E qua abbiamo Chambers, quindi insomma però hanno delle scelte al draft e altre robe che ho cercato di capire seguendo diciamo uno schema. Ora è Harvey Grant, quindi qua abbiamo Jordan, Pippen, Grant, Armstrong e tutti gli altri. MJ ha solo 99 ragazzi, campione in carica ovviamente Chicago. Qua Larry Bird è rimasto alla fine a Boston. Qua Clipper così. Glenn Rice, grande Glenn Rice, ok. Larry Johnson che ha fatto una grandissima stagione perdendo nelle finali di conference, grande Larry. Carmelo Stockton e tutti gli altri. Qua in Sacramento con Owens, Webb, tutti bella gente. In New York di Patrick Ewing e Charles Oakley. Magic Johnson qua di Divac, i soliti, noti. Ok, gli Orlando senza Shaquille O'Neal perché è andato ai Dallas Mavericks e Shaquille O'Neal sarà un crack sicuro, insomma, lo sappiamo. Shaquille O'Neal, Dallas Mavericks o Mavericks. Qua abbiamo i Nets di Petrovic, grande Petrovic. Denver di Mutombo e ciao. Indiana. Ok, i bad boy di Rodman, Thomas e Dumars, Olajuwon, Thorpe e tutti gli altri, Robinson, Elliott e tutti gli altri, e si parte ragazzi. Adesso possiamo vedere le osservazioni. Tabelle promesse, abbiamo finalmente Chris Webber, che è quello che mancava, e poi tutti gli altri, Penny Hardaway, Jamal Mashburn, Vin Becker, Nick Van Exel, Sean Bradley e Sam Cassell, che è un giocatore che mi piacerebbe avere. Sam Cassell, vai raga, comincia la stagione, l'altra abbiamo perso in finale di conference, quest'anno voglio la vittoria. Ok, la prima la giochiamo, cioè la prima parte la giochiamo a Minnesota e abbiamo Charles Barkley, mamma mia, è arrivato finalmente Sir Charles alla corte di Veneziano, al Target Center di Minnesota. Abbiamo veramente un bestione ragazzi, ci voleva ragazzi, ci voleva assolutamente. Sono cambiate anche le maglie ragazzi, le maglie più belle e iconiche della storia, tra le più belle in assoluto, quelle di Phoenix dal 93 in poi, che dopo è finito, non mi ricordo quando è finita quella maglia, ma è durata molto. C'è tensione ragazzi, Phoenix vuole migliorare assolutamente il record dell'anno scorso, mamma mia ragazzi. Non sembra, non so se la grafica è migliorata, non credo ancora, eccolo qua per il rookie Barkley, rookie Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Reggie Miller in questa carriera comendiana, in questa era comendiana. Vai, c'è tensione Beppe, c'è tensione.
Longley la prende e subito la prima palla per Sir Charles Barkley. Attenzione Johnson. Dobbiamo subito testare Barkley. Subito fallo su Charles. Subito fallo su Charles. Seconda stagione ragazzi, 92-93. E Charles non si presenta bene. Vabbè, dai, cerchiamo di giocare normalmente adesso. Non dobbiamo far scegliere per forza Barker. Attenzione subito Minnesota. E sbaglia, grandissimo Meyerly. Ok. Kevin Johnson. Barkley. Barkley. Eccolo qua ragazzi, Sir Charles Barkley. Buono, primi 2 punti della stagione, primi 2 punti nell'NBA. Attenzione, prova la tripla, no. E Barkley a rimbalzo. Speriamo che tanti hanno un anno in più e per qualcuno insomma si farà sentire. Hornacek. No, sbaglia Hornacek, sbaglia Jeff. Calma ragazzi, calma. Signori Barkley, signori Charles. Ancora doppio errore, ma zio Ken, che inizio schifoso. Che brutto inizio, mamma mia. Brutto inizio per Phoenix, anche per me dopo 2 minuti siamo ancora solo 2-0. Inizio lento. La prima partita va giocata. E ancora errore anche di Madonna ragazzi. Kevin Johnson. Mamma mia. Sì, Johnson la trena è fortissimo, però mi aspettavo qualcosina di meglio. Comunque era in ritmo. E in primi punti di questa stagione anche per i Timberwolves. Dobbiamo ambientarci un po', raga. Longley, eccolo qua, appoggio di Luke. Perfetto. Qua per i Rookie of the Year sarà una bella lotta quest'anno, Mamma mia. Stoppone scandaloso di Barkley, mamma mia, ci divertiamo st'anno, Stoppata anche subita però da Barkley, mamma mia, che inizio strano di stagione, raga. Sì, ok, sto sbagliando qualsiasi cosa. Raddoppio sbagliato e Mitchell la mette. Calma, raga, calma. Meyerly. E finalmente la mette, grande Meyerly. Ci voleva. Bello, Sappiamo che la difesa è un po' il tallone d'Achille. Hornacek in faccia, Jeff Hornacek solo rete, mamma mia, mamma mia. Chiaro che Barkley non è ancora al top, perché è giovane, quindi ha bei parametri, ma non è il Barkley che avremo fra qualche anno. Bello questo in faccia, molto bello purtroppo. Vai Kevinaccio. Luclo, mamma mia. Fai la partita delle stoppate oggi. No, il mattone è servito.
Inizio difficile. Tanti errori. Fallo di Longley, boh. Fallo di Luke, mamma mia che belle ste maglie. Queste maglie proprio ti fanno gasare, cazzo. Questo è il mattone di mattoni. Barkley vuole già dimostrare tutta la sua classe. E già, ma Fioi? Inizio scioccante, ragazzi, inizio scioccante. E bravo Kevin. Prima partita che deve inventarsi un po' Barkley, vediamo dopo quando andremo alla simulazione. Ocho. Ok. Errore di Barkley, mamma mia. No, non mi sta piacendo questo inizio, ma proprio per niente. Bravo Longley. Oh là, perfetto, bravissimo Charles. Bravi raga. Ci facciamo un po' del primo quarto, perché ho proprio voglia del debutto. Che movimento, ma lo sbaglia, grandi. Quanto godo quando sbagliano, quanto godo. Maierli. Sono marcatissimi. Ornasek da solo, non me le può sbagliare queste, però. Tanti errori al tiro. Questa l'ha messa anche bene. Aspetta un attimo. Vai. Andiamo un po' e vediamo che succede. Se Minnesota è in vantaggio, adesso però vinciamo alla fine 94-74. Barkley chiude con 19-11, Mayer 17-4, Johnson 15-9. Ok, rivedo la squadra, perfetto. Anche Sprewell qualcosa ha fatto bene. Si vince la prima, raga, si vince la prima. Siamo contro Golden State. Ok. Siamo in casa, prima in casa, e non stiamo cominciando bene, Ai ai ai. $112-95. Proviamo a vedere se riusciamo a salvare quel salvabile, ma mamma mia. Sconfitta subito in casa così. Non me l'aspettavo. È un po' cambiato il campo, mi sembra, però non è ancora quello che dico io. Ornasek. Niente, sbagliato. Recupera Sprewell. Bravo Sprewell, è una bella squadra comunque, Siamo veramente una bella squadra. Solo che questa la stiamo prendendo male, non mi aspettavo subito la sconfitta alla prima in casa. Vabbè. Speriamo se riusciamo a fare, posso solo tirare da 3.
Bravo. Kevin Johnson 21-9. Tanti punti però di distacco, la vedo duretta sinceramente. Ne mettono tutte, niente da fare. Questa è andata. Perso ovo male, Dio Cristo. Perdere prima in casa e mi girano i maroni però, Milwaukee. Qua li stiamo asfaltando. Sì, massacrata Milwaukee. Perfetto. Statistiche: Kevin Johnson 31-14, Barkley 16-4, non male, Sprewell 12-3, bravo anche Sprewell. La squadra comunque c'è. Atlanta. Giochiamo ad Atlanta, parità combattuta. Mamma mia, siamo là, Dai. Siamo ancora incostanti però, non possiamo concedere così tanto. Non va bene, raga, non va bene. Se dobbiamo puntare a vincere il titolo bisogna vincerne di più. Me la mette in faccia. Mamma mia. Sprewell. Jeff Hornacek. Ti prego, Hornacek. E Barkley va. Grande Charles. Grandissimo Charles. Bravi, dai, 93-98. 9-3, 9-8, va bene, va bene. Possiamo recuperarla. Da difendere bene però, fondamentale. E prendono rimbalzo, qua non succedono queste cose. Quando prendono rimbalzo offensivo non è mai un bel segno. Veloci! Penetrazione di Johnson bellissima. 5 punti di distacco. Barkley 18-11 comunque, E purtroppo la mette. Atlanta le sta mettendo tutte. È un po' dura così. Hornacek. Bravo Jeff. Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Bravo Jeff. Hornacek è veramente un campione. Bisogna marcare bene però Fiori. Attenzione al blocco. Non poteva mettere anche questa però. Grandissimo Charles. Grandissimo Charles. 2 punti, 2 punti. Dai che la recuperiamo. Dai che la recuperiamo. Merda. Non concediamo i tiri facili. Bravissimi, dai. Non perderla? Non ci credo. Dio Cristo, che errore che ho fatto. Brutto, brutto errore. Brutto errore. Questo mi costa la partita il 99. Devo sperare nell'errore qua, se no è finita. No, l'ha messa, zio, ok. Adesso devo fare un tiro da 3 subito e dopo... vabbè.
Ce la siamo mangiata. Seconda sconfitta, inizio non bellissima, è vero che mancano 100.000 partite, però. Hornacek è senza ritmo. Vai, persa questa. Male, male, male. Poteva andare molto meglio. Inizio 2-2. Dai, cazzo. Siamo alla partita. Siamo a Boston. Mamma mia. Sì, altra sconfitta sonora. 2-3, ragazzi. Inizio veramente difficile. Non me l'aspettavo un inizio così, Fioi. Ok, siamo in recupero. 86-100. Scusate un attimo. Eccoci qua, scusate. Oh. Giochiamo però. Palla addirittura Washington, mamma mia. Rischiamo di perderle tutte. Inizio peggio dell'anno scorso. Grande, questo è un bel recupero. Possiamo svegliarci però, Hornacek. Bravo Hornacek. E la mette, è solo rete per il talentissimo. Dai, abbiamo tempo, abbiamo 5 minuti. Dai, fioi. Sbaglio, ci sono più musichette quest'anno in partita. Grande Charles. Maierli. Bravi. No, ma non puoi farmela perdere così, che a puttana. Ecco, meno male che sbagliano subito, però troppi errori. Errore. Tiro troppo da 3 però. Barkley stanchissimo e vabbè, peccato. Vai liberi però. 13-7 rimbalzi. E il primo va. Il primo va. E il secondo va. Altro errore e altro recupero, dai. Hornacek. Solo rete! Dai che la stiamo riprendendo. Che Barkley è stanchissimo. No, brutto fallo questo. Regalatissimo, regalatissimo. 2 punti, 2 tiri liberi regalati. Primo lo sbagliano però. Godo. Secondo lo mette la linea della carità. Oliver. Bravo. Mamma mia, che stagione. Maierli, solo rete. Dai, 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 sarebbe importantissimo rimontarla. No, raddoppio così. No. Grandi e ancora rimbalzo di Barkley, benissimo. Vai Jeff.
No, non mi fido. Mamma mia che partita, ragazzi. Attacco scandalosamente brutto. Ai ai ai. Altro che può costarmi carissimo. E la mettono, zio cane, la mettono. Barclay. Solo net, non proprio, va bene. 2 minuti, 98 a 103. Continuare a difendere bene. Se difendiamo bene ce la facciamo. Dai! Ecco perché sti rimbalzi, Dio Cristo, offensivi. Vaffanculo, che palle. Hornacek. Brutto errore. Sì, perdiamo anche questa, ragazzi. Mamma mia, siamo in grossissima difficoltà. Qua ci regalano erroraccio scandaloso qua, Stoppato Hornacek. E addirittura perdiamo palla. Va bene. Va bene. Andata, ragazzi. Mamma mia, sconfitte a go-go qua. Ok, mettiamo Sprewell. Barkley leggermente finito. Andiamo così, ma la partita sembra andata purtroppo. Maierly sbaglia anche questa. Non ci crede più Phoenix purtroppo. Basta, andata anche questa. Beh, no, zio che mi sto un po' innervosendo. Non mi aspettavo tutte queste difficoltà, cazzo. Ho migliorato la squadra di brutto, cioè penso io almeno, per carità, ho perso anche se Ballos, però record 2-4. Va bene. Quarto. Sì, qua per fortuna la stiamo portando a casa, la vinciamo. Clipper. Ok, completiamo. Ok, qua dovremmo essere a posto. Ok, contro i Clippers. Bello sto inizio. Ok, siamo in vantaggio. Vai, giochiamoci l'ultima però. No, quella che facciamo con Los Angeles, l'ultima. Ai ai ai. Bravissimo Maierly. Adesso sia solo l'inizio magari un po' difficile. Sprewell. Bravissimo, grandissimo. Grande punto qua di Sprewell. Su grande recupero anche di Longley comunque. Comunque queste maglie qua di Phoenix sono troppo belle. Oh, che palle, però puoi fare un allungo, madonna.
Ecco, meno male che tirano un libero veramente osceno. Kevin Jones, attenzione, c'è un bel buco qua. Hornacek. Hornacek bellissimo per Charles. Yes! Dai, un punto ci divide, un punto. Non voglio scuse, questa si deve vincere in casa. Mamma mia, cosa mettono? Barkley. No, non può sbagliarmela da là però. No, altro dopo sbagliato. Meno 5, perfetto. Serve la tripla. Niente, non mi entra niente. Non mi sta porco Diaz entrando niente. Niente. Squadra non c'è. Rispetto all'altro anno molto molto male per il momento. Spero che non mi siano in calo i giocatori, ma non credo. Niente, non mi entra una tripla, fioi. La forza dell'anno scorso non la sto vedendo quest'anno. Longley qua fa una buona cosa. Hornacek non sembra in giornata. Myrie ci prova da casa sua. Barkley prova a entrare, vai Barkley. Mamma mia. Fioi, siamo in una crisi incredibile. Cioè, manca un 10 contro, non manca poco, però non sto vedendo cose bellissime. Barkley comunque fa fatica, si stanca velocemente. D'altronde è comunque una matricola, Che Hornacek male. Vai. E diamoci una svegliata, grazie. Alta dormita in difesa, ma bella Madonna, bravo Longley, bravo Luke, bravo Luke. Bravissimo Dumas, bravissimo, questo è un gran canestro. Gran canestro questo. 3 punti, minuto 35. Altro grande recupero qua. Kevin Johnson! Si dribbla mezza squadra, bravo Kevin. Un punto, che 2 recuperi di Longley, l'altro non l'ho visto. Qual era sporco almeno. Sporcata e presa, sporcata e presa. A Myrie l'aveva recuperata. Non perderla. Myrie. Non puoi sbagliare. No, vabbè, però è questo che non sopporto. Non posso sbagliare dalla campione del genere. Qua. Persa ancora così. Per una cagata di Myrie. Devi riscattarti. No, non metto una tripla quest'anno. Non metto una tripla. Longley. Grande Longley, difesa perfetta. Sprewell.
fare veloce però. Sprewell, bravo. Però siamo sotto di uno. Siamo sotto di uno purtroppo. Longley molto stanco. Dai. Guardate Ron Harper, signori. Durissima questa, durissima. Subito fallo di Dumas. Speriamo in mattoni di Harper. Il primo purtroppo è a segno. Anche il secondo di culo, cazzo. Beh. -3. Adesso dovrei rischiare il triplotto. Come sta Hornacek? Hornacek si mette adesso. Ora deve scoccare il momento di Hornacek, che sta prima inizio di stagione, tra lui e Maierly, tanti errori dall'arco. Anche questo è sbagliato. Ragazzi, crisi senza fine in questo inizio. Dovrebbe sbagliare anche il secondo. Doc Rivers, la vedo dura. Inizio osceno per i Suns. Altro che dinastia. Questo forse è messo, ma bel colpo, però manca tanto. Cioè, bisogna farlo subito. Doc Rivers deve sbagliarmeli entrambi. Uno purtroppo lo mette. Time out Phoenix. E adesso io glielo do ad Hornacek la possibilità, però possiamo solo portare la partita all'overtime. Vai. Tre secondi e 7. E chiaramente la sbaglia. Dio Cristo. Non entra, cioè non ne vinciamo una, Cioè non ne vinciamo una. Non ne vinciamo una. No, cos'è successo? Ma no, ma darà finita la partita, ma sei stronzo allora. Ma vaffanculo. Speriamo sia un segno. Perché mi ha dato cioè, me la fa rigiocare? Non l'ho mica capita questa. Ci va anche di culo. No, questo non l'avevo capito. Dai, finiamo con Los Angeles. Ah sì, mi sono voluto vedere gli scambi per vedere gli scambi che fa la CPU. Watson, Garvey, sì, sono d'accordo. Cos'è? Glenn Ricewater per Miley e Thompson. Rifiuta lo scambio, assolutamente. Vediamo a Los Angeles, dove siamo usciti, abbiamo perso la finale di conference. Partita combattuta. Bella anche. E vinciamo 112-93. Ragazzi, risalita così a caso per un errore comendiano. Godo. Andiamo a vedere la classifica un attimo velocemente. Siamo la quarta forza, 5-4. Los Angeles 8-2. Avevo battuto Los Angeles che era prima, cacchio. In Eastern Miami, Chicago seconda, ma Chicago sappiamo la forza. Raga, sotto il comandone veneziano. Inizio un po' così, ma va bene. Alla prossima, ciao!